Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Parole pesanti tra DC e Forza Italia sulle nomine della sanità. Nel corso di un'intervista televisiva il capogruppo della Democrazia Cristiana all'Ars, Carmelo Pace, alcuni giorni fa avrebbe fatto intendere di aver partecipato insieme a Cuffaro ad alcune riunioni ristrette di maggioranza sulle nomine della sanità. Gli risponde a muso duro la deputata Margherita Larrocca Ruvolo di Forza Italia. Nessuno, dice la deputata, pensi di tornare a parlare di sanità e nomine nel retrobottega di qualche negozio. Le decisioni sulla salute dei siciliani devono essere assunte in modo trasparente e concertato. Il riferimento al retrobottega, per chi sa ricordare, è davvero cattivo e malizioso. Pace è costretto a smentire le sue parole, ma i toni della polemica sono indice di un forte disagio dentro Forza Italia sull'alleanza con la DC. 42 progetti per 300 milioni per le ASP siciliane. Le aziende sanitarie provinciali e quelle ospedaliere hanno inviato 42 progetti al Ministero della Salute a Roma. Si tratta di progetti per oltre 300 milioni di euro che vanno finanziati dallo Stato al 95% e cofinanziati dalla Regione al 5% per migliorare l'assistenza sanitaria attraverso la riqualificazione edilizia e tecnologica. Le cifre divise per provincia sono Trapani 102 milioni, Palermo 81,5 milioni, Catania 55 milioni, Enna 20, Caltanissetta 17, Messina 13,4, Siracusa 12,4, Ragusa 3,6 e Agrigento circa 1,5 milioni di euro. 25 comuni attualmente sciolti per mafia, 6 sono in Sicilia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, davanti alla Commissione Nazionale Antimafia, elenca alcuni dati dell'impegno antimafia del Governo nazionale. Quest'anno sono stati catturati 40 latitanti di rilievo, tra i quali Messina Denaro, e vi sono stati 1.429 arresti di mafiosi, più 30% rispetto all'anno precedente. 25 comuni attualmente sciolti per mafia, dei quali 6 in Sicilia. In Sicilia il rapporto più basso tra medici e infermieri. Il rapporto più basso tra medici e infermieri nelle regioni italiane si trova in Sicilia. Nell'isola vi sono 1,83 infermieri ogni medico. La media italiana è di 2,40. Ovviamente tutte le regioni del nord hanno un rapporto superiore, fino ad arrivare a 3,19 del Veneto e a 3,30 della provincia di Bolzano. Ancora una volta deserte le gare per le isole. Già i bandi per l'affidamento dei collegamenti marittimi con le isole minori erano andati deserti. Si era quindi passati alla procedura ristretta con inviti diretti agli armatori, ma anche questa non ha dato i frutti sperati. La scadenza di ieri è trascorsa invano e nessuna offerta è arrivata. La procedura era relativa a 4 lotti su 5, Isole Olie, Egadi, Ustica e Pantelleria. Il quinto lotto, ossia le Pelagie, è stato nei giorni scorsi aggiudicato al gruppo Caronte. La Regione dovrà adesso rapidamente trovare un'altra soluzione. Sanità, piano di prevenzione approvato dal Ministero. Parere positivo del Ministero della Salute sul piano della prevenzione della Sicilia. La certificazione riguarda nello specifico i livelli essenziali di assistenza, LEA, e le azioni dell'area prevenzione e sanità pubblica. Secondo il Ministero, la Regione ha rispettato la tempistica e i criteri previsti e ha raggiunto gli indicatori attesi per l'anno 2022. Un ottimo risultato per il governo regionale, afferma il presidente Schifani. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.